Praga, colpita pesantemente dal Covid, con pragmatismo sistema i suoi senza tetto negli alberghi che ora non possono ricevere i visitatori. Il coronavirus colpisce il turismo croato che per la stagione estiva ripone ogni speranza nel passaporto sanitario europeo. La pandemia fa riscoprire l'ecologia e il recupero ambientale del lago Doiran in Macedonia, del Balaton in Ungheria e dei parchi ad Atene. I riti e le tradizioni pasquali degli Arbresh, la comunità albanese che da secoli popola il Molise. Il Teatro Regio di Torino dedica un concerto in rete agli immigrati bloccati nei campi di raccolta in Bosnia. In Repubblica Ceca da gennaio a marzo l'epidemia di coronavirus è stata devastante. Dall'inizio del contagio in Boemia e Moravia sono morte a causa del Covid più di 25.000 persone, troppe per un paese di circa 10 milioni e mezzo di abitanti. Per ricordare questi morti, sulla piazza della città vecchia di Praga, nell'anniversario dell'inizio della pandemia, sono state tracciate con il gesso 20.000 croci. Un'azione che ha offerto a molti un luogo, una dimensione pubblica dove elaborare un lutto personale e una paura collettiva. Tra i paesi della Mitteleuropa, la Repubblica Ceca è quello con il più alto rapporto tra decessi totali e popolazione, 230 ogni 100.000 abitanti, in Italia è 173, e così le strutture sanitarie del paese sono allo stremo. Le preoccupazioni maggiori sono nella capitale Praga, una metropoli con più di 1 milione di abitanti. La città deve affrontare anche i problemi di chi vive ai margini della società, come ad esempio i circa 5.000 senza tetto che popolano sottopassaggi, officine abbandonate, ospizi per i poveri. Persone esposte al virus. Il comune, in un periodo in cui non ci sono turisti, per aiutare i clochard ha pensato di sistemarli negli alberghi, anche in quelli di lusso. Il comune di Praga ha affittato diverse strutture come questo hotel e ha assicurato servizi per le persone senza casa che sono in isolamento o hanno una quarantena obbligatoria a causa del Covid. Così l'albergo è utilizzato, ha degli ospiti, anche se non sono quelli soliti, e comunque è sempre pieno. Lyudmila Tomeshova, responsabile dei servizi sociali del municipio di Praga, spiega che l'obiettivo è garantire la salute di tutti, dei senza tetto e dei cittadini. Forniamo ai nostri assistiti un ambiente confortevole in camere da 2 a 3 letti e con servizi. Hanno la televisione, un forno a microonde, un bollitore elettrico. Serviamo loro i pasti e controlliamo le loro condizioni di salute più volte al giorno. I clochard, ancora un po' sorpresi dal nuovo ambiente, apprezzano il cambiamento. Sono sorpreso. Per la prima volta nella mia vita sono in un hotel come questo. L'amministrazione comunale ha deciso di usare gli hotel dopo che medici e assistenti sociali avevano segnalato l'alto numero di contagi e decessi per Covid tra i senza tetto. Io sto bene, anche se al mio amico non è andata bene. È morto qui 2 giorni fa. Lo conoscevo da 3 anni. L'ho trovato morto qui alle 2 del mattino. Ma il ricovero negli alberghi è comunque una soluzione provvisoria. Stiamo cercando di organizzare un servizio temporaneo, aumentare i posti nei rifugi per i senza tetto e in altre strutture dove i barboni possono finire le cure in modo che possano continuare a vivere la loro vita normale. Ma intanto, con l'ospitalità negli hotel, i servizi sociali di Praga hanno dato una risposta agile a una situazione tragica, garantendo dignità agli assistiti. In Croazia, prima della pandemia, il turismo produceva il 20% del prodotto nazionale lordo. Calcoli ufficiali che non comprendevano il sommerso, gli appartamenti affittati in nero, il noleggio in contanti di barche, la vendita diretta di prodotti agricoli. Il Covid, almeno per il momento, ha cancellato questo sistema economico. Le vacanze pasquali, dall'Istria fino a Dubrovnik, rappresentavano tradizionalmente l'inizio della stagione turistica. Ora il deserto, con il governo di Zagabria costretto per l'aumento dei contagi a inasprire le norme del confinamento sanitario.
Tra le più colpite dal coronavirus la regione di Dubrovnik. L'antica città-stato è vuota, aperti solo pochi alberghi. I numeri sono tristi. Soltanto 25-30 camere nei giorni feriali, 10 fine settimana. La durata media del pernottamento è di 1 giorno e mezzo. Questo indica che ospitiamo solo uomini d'affari. Ospiti che possono mangiare solo in albergo e che possono arrivare solo in automobile. Gli operatori turistici premono sul governo di Zagabria affinché chieda a Bruxelles l'introduzione del passaporto sanitario, ma anche perché sigli accordi bilaterali con i paesi dell'Europa centrale per favorire l'arrivo dei turisti. Dobbiamo insistere affinché il governo sigli accordi bilaterali con altri stati. Dobbiamo garantire l'arrivo delle persone vaccinate e di quelle negative ai tamponi. Serve un certificato che attesti che la persona è guarita dal Covid o che è stata vaccinata o che ha fatto il tampone. Per questo è necessaria una decisione europea. La Croazia la scorsa estate aveva siglato accordi con l'Austria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e l'Ungheria per favorire l'arrivo di turisti sulla costa dalmata. Era stato organizzato anche un treno speciale che collegava Praga a Fiume, molto amato dai giovani perché con poca spesa potevano raggiungere il mare trasformando il viaggio in un rave party. Per le famiglie invece il problema è garantire un passaggio veloce delle frontiere terrestri e il ripristino del traffico aereo, un settore in cui regna l'incertezza. Ci servirebbe un codice QR europeo facilmente leggibile, solo così potremmo garantire la sicurezza sanitaria e accelerare le fasi di imbarco e sbarco. La procedura attuale è troppo macchinosa. In maggio all'aeroporto di Dubrovnik dovrebbero atterrare i primi voli charter. I voli dalla Gran Bretagna dovrebbero riprendere dal 17 maggio, ma tutto dipende dalla situazione epidemiologica che ci sarà da noi e in Inghilterra. La decisione spetta al governo di Londra. È ragionevole però prevedere che un traffico un po' più intenso dovrebbe iniziare da giugno. Le regioni adriatiche della Croazia hanno proposto al governo di Zagabria di introdurre controlli differenziati ai viaggiatori a seconda della situazione epidemiologica nei vari paesi, proponendo gratis il tampone rapido ai turisti che arrivano da stati contrassegnati in rosso. In questa primavera però il problema è l'aumento dei contagi e dei morti per coronavirus nella stessa Croazia, un paese che come il resto dell'Europa stenta ad avviare una efficace campagna vaccinale. Per questo tra gli albergatori croati è stato accolto con entusiasmo l'annuncio del capo della Task Force europea per i vaccini Breton, secondo cui il lancio del passaporto sanitario armonizzato è previsto per il 15 giugno. Siamo nella Macedonia del Nord, ai confini con la Grecia. Il lago Doiran è da anni al centro di un lento recupero, rifugio di cormorani pigmei, pelicani dalmati ed altre specie acquatiche. Per decenni il suo ecosistema è stato indebolito dal continuo prelievo di acqua per l'uso agricolo e dai cambiamenti climatici. Oggi ci sono molti più pesci, dicono i pescatori, e questo grazie al ripopolamento delle specie autoctone, il pesce gatto, il carassio, la trota dei Balcani, e c'è molta più acqua. Lungo 9 chilometri, ma profondo solo 10 metri, le sue acque si erano prosciugate per 2/3. Nel tempo, attraverso le sorgenti carsiche, si è cercato di riportarlo all'originaria capienza. Ora la situazione è migliorata, tuttavia dobbiamo ancora porre rimedio ai gravi danni che subiscono la flora e la fauna del lago. Questo significa che ci sono ancora fonti di inquinamento ed il livello dell'acqua non è ancora adeguatamente regolato. C'è una cosa tra le altre che l'attuale situazione mondiale ha messo in tragica evidenza: la connessione stretta tra il degrado dell'ecosistema terrestre e i rischi pandemici. Natura, ecologia e ambiente sono valori in ascesa che concedono più coraggio e tenacia a chi combatte per salvaguardarli, come succede anche in Ungheria.
Il lago Balaton è uno dei più grandi dell'Europa occidentale, tanto da essere chiamato il Mare Maggiaro, meta turistica rinomata. Gli insediamenti alberghieri in costante espansione stanno però decretando la fine della caratteristica vegetazione di canneti che, creando zone cuscinetto, filtrano l'acqua degli affluenti, prevengono l'erosione e preservano l'ecosistema. Piroshka Pomodi studia da 50 anni le trasformazioni del lago. La gente vuole vedere il mare aperto ovunque. Negli anni 70 c'erano sì e no un centinaio di accessi, ora ce ne sono 1700. Un tale labirinto di passatoie sta distruggendo l'intera popolazione di giunchi da questa parte della riva. I canneti funzionano da filtro, ma quando sono intatti. I canneti sono anche una risorsa economica per produrre biogas o per i tetti di paglia. La famiglia di Vida taglia canne da generazioni. Con il suo mezzo anfibio lo fa in modo sostenibile, spiega, solo oltre la linea di calleggiamento, in modo che possano ricrescere. Il PM10 e il PM2.5 fanno di Atene la seconda città dopo la nostra Torino più inquinata d'Europa. Per cercare di attenuarne gli effetti nocivi, Kostas Bakoyannis, primo cittadino della capitale, ha pensato a parchi tascabili, piccoli perimetri tolti al degrado, trasformati in polmoni verdi e zone dove ritrovarsi. Il tempo delle auto è passato, è la massima del sindaco, che sottrae corsie al traffico per piste ciclabili e pedonali. The time of cars has passed. All'interno del dedalo di imponenti condomini e strade congestionate, alberi e fontane potrebbero mitigare l'aumento della temperatura, che secondo il Centro di ricerca per la fisica atmosferica di Atene si aggirerebbe intorno ai 2 gradi nei prossimi anni. Tra record di nevicate e ondate di caldo, la Grecia è da tempo esposta a fenomeni climatici insoliti per le sue latitudini, ma lontani gli eventi estremi, il magico rito della primavera si compie intatto sulle colline dell'Acropoli, come tra i peschi fioriti di Veria. La musica dà valore alle radici e all'identità, che per le minoranze linguistiche arbresce sono ancora vive e per questo meritevoli di essere valorizzate e magari tramandate. La cultura arbresce è tuttora molto radicata in Sicilia, Calabria, Molise e Puglia. A Montecilfone, provincia di Campobasso, l'associazione Camastra pubblica da anni una rivista in lingua ed organizza corsi di arbresce, quest'anno online per via della pandemia. La rivista è stata una finestra anche sui Balcani, perché ci ha permesso di collegarci con l'altra sponda dell'Adriatico e con tutte le persone che volevano approfondire la loro conoscenza con le comunità Arbresh d'Italia. Facciamo tanti corsi di lingua e incontriamo tantissime persone che anche in diverse parti d'Italia seguono queste attività per imparare la lingua scritta. L'eco delle imprese di Giorgio Castriota Skanderbeg, condottiero e patriota della resistenza albanese all'offensiva ottomana, risuona tra le mura delle abitazioni dove ancora vivono gli eredi di chi, per sfuggire ai turchi, attraversò il mare per rifugiarsi dall'altra parte dell'Adriatico. Che siano murales di strada o aule consiliari, poco importa, purché il volto fiero e rassicurante dell'eroe sia sempre presente. Ci teniamo alla nostra lingua, ci teniamo a promuoverla e a tramandarla ai nostri figli. Pochi chilometri più in là, nell'ospitale Casalvecchio di Puglia, altro comune attivissimo nella promozione della cultura e delle tradizioni arbreshe, le origini albanesi sono un valore aggiunto che va preservato con balli, canti, sportelli linguistici e gemellaggi internazionali. Con la nostra associazione, col nostro gruppo musicale, stiamo riscoprendo la lingua e quant'altro. L'interazione sociale per far sopravvivere le minoranze. Purtroppo anche quest'anno, causa Covid, verrà annullato lo speciale e attesissimo appuntamento della Vlaseria, la festa della fratellanza che ogni estate per 3 giorni raduna sui Monti Dauni le comunità albanesi sparse in tutta Italia. Organizzazione di eventi culturali, festosi, folcloristici anche, ma che hanno lo scopo, l'obiettivo di far reinnamorare tutti quanti noi, la nostra comunità, delle nostre radici arbresce.
Ci si consola ricordando la recente visita del presidente della Repubblica Albanese Ilir Meta e con i riti pasquali che, da che il mondo è mondo, trovano a tavola la massima espressione. Per Pasqua abbiamo dei piatti tipici, lo spezzato, un misto di verdure, di finocchi, di asparagi selvatici fatto con della carne d'agnello e poi il tutto viene cotto e viene infornato nel forno con le uova. Ventricina, capocollo, salsiccia, tutti i prodotti locali molto buoni. Ventricina che si può regalare anche a Pasqua facendo la forma dell'uovo e quindi è un regalo molto molto gradito. Paesi sospesi tra passato e futuro, dove vecchi segreti e nuove emozioni non aspettano che il momento giusto per diventare quelle sottili sfumature di suoni e parole pronte a riprendersi lo spazio del presente. Speriamo che vada Gisemir e sconcio la pandemia. Speriamo che vada tutto bene e passa questa pandemia. Emozionante e pericolosa avventura per un gruppo di sciatori in Romania vicino al paese di Predeal. Un orso è uscito dal suo letargo e dopo aver osservato per un po' il gruppo di turisti che lo disturbavano ha deciso che sono antipatici. L'animale si è lanciato a rincorrere i curiosi che per fortuna sul pendio con gli sci sono stati veloci. Dopo un po' il plantigrado si è fermato ed è tornato verso la sua tana. Un concerto di solidarietà a sostegno dell'emergenza profughi in Bosnia-Erzegovina. L'iniziativa è del Teatro Regio di Torino. Sarà trasmesso gratis in streaming l'8 aprile alle 20 sul sito del Regio e successivamente andrà in onda su Rai 5. L'inizio di un filone a noi molto caro, l'impegno del Regio, che vogliamo continui negli anni e che sia una cosa sistematica. E inviteremo tutti a donare perché abbiamo visto tante immagini. Poi improvvisamente il silenzio, ma il fenomeno e la tragedia c'è e quindi è anche nostro dovere ricordarlo. Una raccolta fondi a favore di Caritas, Croce Rossa e Psiacri che da anni lavorano in quei contesti. Noi abbiamo bisogno nel prossimo periodo di continuare a supportare chi si occupa della gestione dei campi. Per esempio adesso attraverso l'approvvigionamento di test rapidi per il Covid. Abbiamo acquistato l'altro ieri 3.000 test rapidi perché ci sono dei focolai all'interno dei campi, per cui stiamo andando a supporto dei bisogni per la salute di queste persone. Nei campi gestiti dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e dal governo, in Bosnia e Erzegovina in questo momento ci sono circa 5.000 persone. Almeno altre 3.000 persone vivono fuori dai campi. Arrivano per lo più da Afghanistan, Iran, Pakistan. La rotta balcanica viene anche chiamata dagli addetti ai lavori come rotta fantasma, perché soprattutto in Italia si parla moltissimo della rotta nel Mediterraneo centrale, ma in realtà negli ultimi anni abbiamo potuto vedere che la maggior parte delle persone che è arrivata in Europa è arrivata proprio dalla rotta balcanica. Per cui parlarne, rimanere sensibili sul tema, sono la prima cosa che noi chiediamo. Al di là dell'aiuto economico che si può dare, appunto, crediamo che un cambio di mentalità e la richiesta ai nostri governi di pensare alla migrazione in maniera differente sia l'unica chiave in futuro per poter risolvere il grosso dei problemi che vediamo tutti i giorni. Nel cuore del programma del concerto del Regio c'è il Va Pensiero del Nabucco di Giuseppe Verdi. Non è una scelta casuale. Il coro è cantato da un popolo che da decenni è esiliato dalla patria distrutta e che prega per trovare la forza di sopportare il presente che guarda verso il futuro incerto. Rifiutato, deprivato da un adeguato conforto e delle più elementari necessità e dopo brevi titoli di cronaco rapidamente dimenticato dai media di tutto il mondo. Come vedete mancano poche parole per arrivare dai tempi del Nabucco proprio fino alla situazione attuale dei rifugiati in Bosnia. Lontani dagli occhi, lontani dal cuore.